Ci sarà sicuramente il regista Luca Guadagnino ancora a Venezia e al Lido per la gioia dei suoi fans. Le prime indiscrezioni poi portano direttamente alla grande star americana Brad Pitt e forse a Nanni Moretti. Comunque l'elenco dei grandi ospiti in arrivo in laguna che sta mettendo a punto il direttore del festival Alberto Barbera sarà lungo. In attesa degli annunci ufficiali sui Leoni d'Oro alla carriera, sulla conduttrice dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che ancora manca, si moltiplicano le indiscrezioni in vista soprattutto della presentazione ufficiale del programma prevista per il prossimo 23 luglio. È già stato annunciato invece l'omaggio al regista veneziano Tinto Brass, 93enne genio anticonformista del cinema italiano, che sarà protagonista, con il cuore in gola, della serata di preapertura martedì 1 settembre in Sala d'Arsena. Nel 2009, alla 66esima edizione della mostra, la Biennale, con l'allora direttore del festival Marco Muller, aveva già reso un importante palcoscenico a Tinto con la proiezione del suo nuovo film Hotel Courbet e la sceneggiatura dell'idense Piero Fontana, molto apprezzata, come vediamo in queste preziose immagini d'archivio inedite che ci ha concesso proprio Fontana. Alberto Barbera, per la prossima edizione, in programma al Lido dal 2 al 12 settembre prossimi, sta lavorando a grandi colpi da maestro. Ci presenta la presidente di giuria che avete già annunciato, mi pare. Beh, Maggie Gyllenhaal molti di voi la conosceranno perché è stata a Venezia in concorso con il suo primo film, qualche anno fa. Quest'anno ha fatto un film molto ambizioso, molto coraggioso, che forse non ha avuto il risultato sperato, tratto ispirato alla moglie di Frankenstein. È una donna appassionata, generosissima, curiosa, molto simpatica, caratteristiche che fanno sì che io penso possa essere un'ottima presidente di giuria. Ultimissima cosa che chiedo, quando saranno i prossimi annunci più o meno e quando ci Ma sai, aspetteremo da qui indicazioni a sulla madrina? allora, il programma del festival verrà annunciato il 23 di luglio. Da qui alla metà di luglio conto di riuscire a, come dire, annunciare tutto il resto, cioè annunciare chi sarà la conduttrice o il conduttore delle serate di apertura e di chiusura, i Leoni d'Oro alla carriera, il film di apertura.